Ma lei ospita la PB63 l'Editec, Mania Battipaglia, sono 2 anni, un progetto che così si può definire appunto? Sì, ma lei ha ospitato il Battipaglia Basket del secondo anno, l'idea è di continuare questa collaborazione con la società del Battipaglia, penso che si trovino bene. L'anno scorso qui da noi sono venute 2 squadre per un amichevole, quest'anno vedo che sono già 4, che sono anche abbastanza importanti, Venezia e le altre 2. Punto di riferimento dunque per le preparazioni, ma lei? Sì, da quest'anno è stata abbastanza un'estate impegnativa per me, assessore allo sport e per il comune di Malé, perché sono passati di qua, abbiamo cominciato con il basket camp di ragazzi di Parma, circa 200 ragazzi, poi da noi è passato qui il Teramo, il progetto che vuole continuare nei prossimi anni. Ci sono poi i mondiali di campionati italiani di bicicletta con la cronometro di campionato italiano. La settimana scorsa è stata fatta una gara di mountain bike con un bel po' di atleti, la Marathon di Sole, con circa 580 iscritti.